Buongiorno a tutti, siamo a Venezia, siamo sul nuovissimo ponte di Calatrava e adesso ci dirigiamo verso il ghetto ebraico. Per andare al ghetto ebraico dalla stazione di Venezia prendete a sinistra e poi quando vi trovate sul ponte di Canareggio girate a sinistra. Siamo arrivati al ghetto ebraico, qua infatti a seguito delle leggi emanate dal governo della Serenissima Repubblica nel 1516 nasceva il primo ghetto d'Europa, una zona dove gli ebrei dovevano abitare e che non potevano lasciare dal tramonto all'alba. Qua possiamo vedere ancora i cardini dei cancelli che chiudevano questa zona e che erano controllati da guardie. Il ghetto continuò poi ad esistere per oltre 2 secoli e mezzo, fino a quando, cioè nel 1797, Napoleone e i francesi conquistarono Venezia e finalmente lo aprirono eliminando definitivamente ogni cancello. 2 delle 9 sinagoghe sono tuttora aperte al culto e quasi tutti gli altri edifici della comunità svolgono ancora funzioni istituzionali.